Ferrara è la prima città al mondo che ha applicato concretamente i dettami matematici per la costruzione della città ideale. Con l'addizione erculea voluta da Ercole I d'Este nel Rinascimento e portata a compimento da Biagio Rossetti, prendono vita infatti i primi grandi boulevard, le strade ampie di stampo classicheggiante, ornati di costruzioni che contemplano spazi abitativi corredati di verde. Un'eredità tangibile che gli architetti dello Urban Center di Ferrara desiderano riproporre con continuità per una città futura che sia più vivibile e coesa. Le esigenze dei cittadini non soltanto combaciano, ma danno forza a quelli che sono i temi che sempre di più devono diventare prioritari, soprattutto poi per chi si occupa di sviluppo della città. Occuparsi di spazi verdi, di territorio agricolo comincia a diventare anche proprio una priorità per chi per primo si occupa dello sviluppo urbano della città. Quindi, ripeto, non soltanto le esigenze dei cittadini combaciano, ma proprio devono dar forza affinché sempre più risorse e priorità venga poi rivolte ai temi come quella appunto degli spazi verdi o della pianificazione degli spazi pubblici, ma soprattutto di trovare anche delle modalità nuove per permettere la cura, non soltanto la progettazione, ma la cura nel tempo poi degli spazi pubblici. Punto di forza degli Urban Center ferrarese è inoltre lo stretto connubio con l'amministrazione comunale in vista di un medesimo obiettivo. Altri urban center in Italia sono esterni alle pubbliche amministrazioni, come ad esempio gestiti da centri di ricerca, università o appunto come quello di Bologna, dove la partecipazione del comune è in un certo senso marginale. Per cui forse la nostra carta vincente sta anche in questa forte volontà politica che si manifesta proprio anche nell'inclusione della portavoce del sindaco in processi partecipativi come i nostri.